Ciao, oggi siamo nel primo video dell'anno con un nuovo episodio di Paninissimo per. Più che panino, oggi andremo a fare una parigina dedicata a Chiara Ferragni. Quindi Chiara Ferragni, ti dedico questa parigina. Non faremo la classica parigina, quindi il classico condimento della parigina, ma faremo una parigina con all'interno crema di patate, che andremo a fare dopo, e salsiccia, quindi dovrebbe venire il panico. Ora vi spiego cosa ci serve. Ingredienti semplicissimi. Ci serve farina, lievito fresco, olio, zucchero e acqua. Basta raga, questo ci serve. In descrizione trovate tutte le quantità degli ingredienti ed iniziamo ad impastare. Bilancino, andiamo a pesare 400 grammi di farina. Aggiungiamo 5 grammi di zucchero e 10 grammi di sale. Sale che divideremo in 5 grammi con il sale dell'Himalaya e 5 grammi di sale normale. Sono tutto storto, lo so, ma finisco a pesare. Aggiunto tutto, mettiamo 5 grammi di lievito in 250 ml di acqua. L'odore del lievito per me è spettacolare, non lo so, ma mi piace. Lievito nell'acqua a mescolare. Il lievito lo mettiamo nell'acqua perché se lo andiamo a mettere a contatto diretto con la farina non provoca una giusta decomposizione degli zuccheri e quindi non viene una giusta lievitazione, si altera la lievitazione. Ultima cosa, 40 ml di olio li aggiungiamo nell'impasto e partiamo. Olio. Io ne conservo un po', lo aggiungo dopo. Aggiungiamo metà dell'acqua e facciamo partire. Andiamo. Iniziamo con una partenza molto lenta e pian piano aggiungiamo l'acqua fino al suo esaurimento. Guardate come già procede bene. Continuiamo ad aggiungere l'acqua e anche un po' di olio, cioè quello che c'è. Non mollare, dai! Mentre in pasta, per il condimento, abbiamo preso queste salsicce con del finocchietto dentro che fanno paura! Impasto pronto. Non ho attrezzi giusti, però un giorno qualche sponsor potrebbe finanziarmi qualcosa. Morbidissimo, una pallina morbidissima è venuta. A questo punto contenitore, passatina d'olio a riposo per molte ore, almeno 6. Olio. Raga, faccio questi video perché se queste cose le posso fare io, cioè realmente le possono fare tutti, quindi prendete esempio. Deve triplicare. Per il condimento, patate che andiamo a pulire, sbucciare e tagliare, cipolla, carote e sedano per fare il soffritto, salsicce freschissime fatte da mio zio, un giorno vi porterò nella sua macelleria alto livello, che andremo a sfumare con uno chardonnay bianco. E prima della cottura, scamorza affumicata. Iniziamo a tagliare le patate, dai. Dopo aver tagliato tutto, come in questo caso, prepariamo un piccolo brodo e poi facciamo il soffritto. E ora vi spiego anche il perché. Stiamo preparando del brodo vegetale in questa pentola. Potete utilizzare o gli scarti del sidero, delle carote con una cipolla dentro, oppure semplicemente del dado star vegetale con l'aggiunta del basilico dentro per dargli un po' più di sapore. Successivamente questo brodo ci servirà per la cottura delle patate lentamente in questa pentola. Lo vedete come bolle il brodino? È pronto, lo spegniamo, lo mettiamo da parte e iniziamo il soffritto. Questo peperoncino utilizzato anche in altri video che mi ha portato un'amica di famiglia. Filetto di piccante. Aggiungiamo abbiamo aggiunto la salsiccia al soffritto. Ora la facciamo cuocere un po', apriamo lo chardonnay, mettiamo lo chardonnay dentro, lo facciamo evaporare e successivamente aggiungiamo le patate. Non trovo l'apribottiglia, aprirò così. Cioè, io l'ho visto da TikTok, però
non sembra funzionare. È stata dura. Dopo aver messo il vino facciamo evaporare il tutto e poi mettiamo le patate. Aggiungiamo le patate, mescoliamo, aggiungiamo pian piano il brodo fino a riempire tutto. Mescolatina, facciamo cuocere un po' e dopo aggiungiamo altro brodo. Guardate, sentite? Tutto questo deve ammorbidire le patate in modo tale che possano diventare simili ad una crema. A questo punto, che per me è fantastico, cioè veramente, aggiungiamo del parmigiano e giriamo a fuoco spento e poi facciamo raffreddare il tutto. Mettiamo anche un pizzichino di pepe e poi a raffreddare fino a quando l'impasto non sarà pronto. Quindi ci vediamo direttamente dopo. Sono passate diverse ore, sono le 7. L'impasto ora è così ed è fantastico. Ora lo andiamo a stendere. Il condimento lo vedo più che buono. Pronti al lavoro. Quando è arrivata a questo punto la passiamo sulla placca e la mettiamo a riposare per altri 10 minuti e poi condiamo. A riposo. Pasta sfoglia che mi ha offerto gentilmente lievita, trovate il link in descrizione. Tagliamo un pezzo. Pasta sfoglia stesa. Andiamo al condimento. Ora pepe, parmigiano e provola. E così spalmatina d'uovo e forno. Guardate come sta venendo carina. Quanto è carina, molto carina. Non sembra male. Ora parigina per Chiara Ferragni. Allora, è buonissimo. Spero che a Chiara Ferragni possa piacere questo tipo di parigina. Se volete un prossimo episodio di panissimo per o qualche piatto indicato a qualcuno, lasciate almeno 500 mi piace. Io mangio. Buon anno. A buona festa.